9 persone che beneficiano del reddito di cittadinanza lavoreranno per le 9 ore settimanali previste, supportando le attività di pulizia della città e di manutenzione del verde pubblico. L'ha deciso il Comune di Treviso nell'ambito del Patto per il lavoro. Fino ad ora i beneficiari della misura di sostegno sono stati impiegati in attività promosse dai servizi sociali, come divulgazione di materiale informativo, accoglienza in occasione di eventi o manifestazioni. Abbiamo deciso di utilizzare queste 9 ore che le persone devono mettere a disposizione, prima con il sociale e poi con uno degli altri pilastri adesso che è il verde pubblico, e quindi noi tramite Contarina metteremo a disposizione queste persone che si devono rendere disponibili per utilizzarli in quelli che sono servizi del verde, quindi le malerbe, le potature ordinarie. Per ora sono 9 le persone individuate, faranno un corso di formazione in Contarina Priule e poi saranno a disposizione per le loro 9 ore di cui la collettività deve usufruire. Le persone coinvolte nel progetto frequenteranno quindi un corso di formazione generale su sicurezza e prevenzione degli infortuni. E poi cominceranno da qui a novembre per questo tipo di attività che avrà un compimento fino a che usufruiranno del reddito di cittadinanza. Quindi noi ci teniamo a questo perché non è forse neanche corretto che la collettività paghi queste persone se non stanno facendo nulla.